Buonasera a tutti e benchiatati a Novis. Si esce ufficialmente la direzione di Joseph Polimeni alle aziende sanitarie Friuli Occidentale dopo le proteste di sigli sindacali di personale di aziende anche sindics che hanno portato a proclamazione dal sciopero generale dai 13 di maio. Polimeni cumole destinata a direzione di aziende regionali dal coordinamento di salute. La notizia è arrivata ai sindacati in tal cosa un incontro con i sindics dal Friuli Occidentale, là che a letture delle notizie l'ha scominciato un battiman. Il sciopero era stato sospenduto ma non revocato in spiete di un incontro con la nuova direzione. Voi puntate su Giuseppe Tonutti, già direttore delle aziende sanitarie pordenonese, come ai guide di ARCS. E sarà celebrata domani mattina in prigione le udienze di validazione dal FER per omicidi di Vincenzo Paglialonga, l'uomo di 40 anni che è accusato di vecopat la vicina di Chiesa, Lauretta Toffoli, in un edificio ater di notte tra Vinas e Sabida, dopo essi evaduto dai arresti domiciliari. Dunque la validazione per accuse di omicidi sarà discututa anche che per evasione. Vinas dopo misdì, l'uomo aveva lasciato la prigione di Pordenone ed è stato ponuto per motivi di salute ai domiciliari che di che dopo alle evadute. Non le investite in chi mostra fissate le autopsie sul corpo delle vittime, Lauretta Toffoli di 74 anni. Un principio di incendi dolosi alla pregiudicata la sede di Casaupa a Udin, via Pagnotte. Des primis investigazioni, des sforcis dall'ordine, il mote apparenza intimidatoria sarebbe stato finito con un par di bottiglie incendiari. La vandalica è stata scoperta di mattine ai viatiture dal circolo, quando gli flammi si erano studati, ma i locali erano ormai saturi di fumo e di chialin. Danneggiati i muri e presenza in sale di unione dal circolo che ospita anche il comitato editoriale Udin di Arci, l'associazione Get Up, Arci Gay Friuli e il gruppo teatrale CCFT. All'arrivata a Clamai soccorso prima di precipitare in tal vuet Carlo Ghedin, un escursionista furlan di 47 anni, morto in tal Belumat, poco sotto decime dal pic di Roda. L'uomo alle colate dal tro in creste, fermanze in tal corso de chiadude clamanti soccorso, ma dopo essi arrivata l'armaio alle precipitate per un altro centenar di metri sfininte sui crez che non hanno lasciato redenze. L'elicottero di Plev di Chiadovri arriva sul puesto lo ha individuato, purtroppo senza vite. Alle entrate UE in dotazione a sforcis di polizie di Udin, Pordenone e Gurizia, il Taser, in virtù delle decisioni dal Ministero degli Interni per scominciare a introdurre la pistola elettrica in dei comuni italiani. Dopo una lunga fase di sperimentazione, alla dit Nicola Molteni, sottosegretaria all'Interni, alle invie di ultimazione il cronoprogramma per dotazione dal Taser ai forcis di polizie di diversi comuni. La introduzione in Italia delle pistole a impulso elettriche è succeduta a gennaio del 2020 con Udin, che è stato un dei comuni primi ad aderire a sperimentazione. I primi due taser sono stati consegnati alla polizia locale a novembre dal 2020. Il Friuli Venezia Giulia al Viercio ha la possibilità di destinare un rigassificatore offshore all'ARC di queste giuliane. A dirlo è stato il presidente della regione Fedriga che ha confermato la disponibilità della regione e sarebbe una struttura flottante a 24 km all'ARC, alla Sclarit Fedriga, ma clar non stanno decidi se costruire o mancul. È un tema di politiche energetiche, dunque è di competenze dal governo la Scerat Fedriga. Si intitola la Bielecce de Raison, la mostra di 10 dal 2022 che è in programma da frazione di Tumiec dai 15 di maio ai 16 di ottobre in chiase des esposizioni. La edizione delle mostre è stata presentata in regione dal curatore Alessio Geretti insieme al presidente Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, all'assessore regionale culture Tiziana Gibelli e ai vertici dal comitato San Floriano. Una quarantina di opere in mostre dal al 900. Si è conclusa ieri sera la dunade dai Alpins per il 2022 con la consegna de stecche dal comitato organizzatore Romagnolo all'ANA dal Friuli Venezia Giulia. Udin l'anno prossimo ospiterà la 94esima edizione, un appuntamento spietato di 3 anni rimandato per via delle pandemie.
Udin aveva ospitato la da De Donien dal 96 e che dall'anno prossimo sarà la quinta e si ospitata de capitale dal Friuli. In sfilata ieri in presenza anche di diversi sindaci e rappresentanti del Consiglio regionale, o si stan pronta, l'ha commentata un emozionato Dante Soravito De Franceschi, presidente de Ana Udinese. E per queste sere le tutte, Gnovis al torne, domani sera, mandi, arrivi Odisi.